Eccoci qua, sesta puntata di A Tutto Campo. Avevamo concluso la trasmissione alla quinta con una battuta: eppur si muove, sfruttando quella che è stata una famosa frase di Galileo Galilei. E in effetti, rivolgendoci alla vicenda Caracas, in effetti qualcosa si muove. E lo diciamo con piacere e anche soddisfazione, e poi capirete anche il motivo. Questo benedetto impianto di illuminazione che si fa o non si fa, si farà. Si farà e come? Intanto io presento i miei ospiti, dopo approfondiremo questo discorso. Abbiamo con noi Bruno Visente, il nostro cervello di centrocampo, lo possiamo dire cervello? Certo. Ecco, il cervello di centrocampo. Benvenuto Bruno. Buonasera, ben ritrovati. Buonasera. Il collega Eugenio Cairone, con lui approfondiremo. Diciamo che Eugenio è da poco che si è avvicinato al mondo del calcio, perché quanto basta per poter però nel momento in cui lui è entrato a capire i meccanismi del calcio, ecco, non so se è inorridito oppure no, ma ce lo faremo spiegare poi in seguito. Nino Volpe, grazie. Il tuo è un ritorno e quindi noi ti abbiamo invitato ben volentieri, e con me Gerlando D'Aleo che condurrà questa trasmissione. Tante novità durante questa puntata, servizi, abbiamo anche dei contatti telefonici, ma andiamo per gradi. Per quale motivo io ho iniziato la trasmissione dicendo eppur si muove? Basta ascoltare questo servizio che il nostro Claudio Spoto ha redatto oggi per rendervi conto di ciò che sta succedendo in casa Caracas. Regia, se è pronto il servizio mandiamolo immediatamente, dopodiché inizieremo una serie di approfondimenti. Giovanni amico, lei in questi giorni, come l'ha fatto da diverso tempo, sta curando i rapporti per l'Akragas su questo campo di illuminazione. C'è stato l'incontro con Tavecchio, ecco, qualcosa di novità, ci può essere una speranza per gli agrigentini, per i tifosi, di ritornare a giocare, a vedere le partite all'Esseneto in funzione anche di questo impegno che state prendendo per la realizzazione appunto dell'impianto di illuminazione? Ma noi abbiamo ripreso l'interlocuzione con la federazione perché riteniamo che il calcio debba rimanere nella città dove la squadra ha i propri fan. Il problema dell'illuminazione è un problema che dobbiamo assolutamente quest'anno superare e risolvere, però dobbiamo anche metterci nelle condizioni di interloquire con la federazione senza rigidità e cercando di dare il calcio a chi è il vero utente, il vero fruitore, che è il tifoso che va allo stadio e non deve vedere alla televisione o sul computer la partita. Ci sono delle novità anche in merito a queste cordate che dovrebbero rilevare la maggioranza dell'Akragas? Ma sulle trattative in corso io sono poco informato, nel senso che so che la compagine societaria con l'avvocato Caponnetto, con il presidente Alessi, sta ancora discutendo con alcuni di quei soggetti che erano interessati a entrare nella compagine societaria e che quindi ancora non hanno dato né una decisione negativa finale ma neppure una conferma a entrare. Sono interlocuzioni in corso, un po' di tempo ce lo abbiamo perché comunque la società oggi può condurre il campionato in questo periodo, diciamo, senza grandi difficoltà. Ciò comporta il ritorno al campo all'impianto di illuminazione, comporterebbe eventualmente la rescissione della convenzione con l'Akragas, con la società? Ma sicuramente il presupposto di quella convenzione è la realizzazione dell'impianto di illuminazione da parte dell'Akragas che quindi in funzione di questo riceve l'utilizzo dello stadio. Quindi la cessazione di questa condizione mette il Comune nelle condizioni di dover rivedere dal profondo la convenzione. Poi si possono trovare altre metodologie di accordo tra le parti, ma se non ci sarà l'illuminazione fatta dalla società non potrà esserci la convenzione così com'era. E allora, scusate, questo non era il servizio che intendevamo, però
È utile anche capire come si sta muovendo l'amministrazione comunale con il sindaco e anche con l'assessore allo sport Giovanni Amico, ma quello che più interessa invece è il servizio che andrete a seguire ora, che è di Claudio Spoto. Può partire il servizio. Sul prato verde si gioca con il pallone, fuori si continua a giocare, un'altra partita, quella societaria. Ore decisive in casa Akragas per la possibile cessione del club. Un nuovo gruppo di potenziali acquirenti sarebbe interessato al progetto bianco-azzurro. Dopodomani pomeriggio è previsto il loro arrivo nella città dei Templi, proprio in contemporanea con la protesta dei tifosi che hanno organizzato un corteo che partirà da Palazzo dei Giganti per raggiungere la sede della prefettura. Una iniziativa per dire no all'esilio al quale la squadra è costretta a causa della mancanza dell'impianto di illuminazione dello stadio Esseneto. Della cordata al momento si sa poco o nulla e la prudenza è quasi d'obbligo dopo 2 anni di trattative annunciate ma mai decollate. Questa volta però le premesse sembrerebbero rassicuranti per fare presagire ad un epilogo positivo della vicenda. Un gruppo di procuratori ha ricevuto mandato da 2 fondi e sarebbe consapevole dell'importanza di investire subito in considerazione del fatto che un cambio di proprietà darebbe la certezza di riportare la squadra a giocare ad Agrigento, dal momento che l'attuale dirigenza non avrebbe le risorse necessarie per realizzare l'impianto di illuminazione e l'intervento del comune richiederebbe tempi lunghi. Gli emissari impegnati in questa trattativa avrebbero manifestato anche l'intenzione di incontrare la squadra in occasione della seduta di allenamento e di poter interfacciarsi anche con l'amministrazione comunale. Le condizioni dell'attuale proprietà sono chiare, c'è la disponibilità a cedere le quote a condizione di liberare i soci dalle garanzie federali prestate nelle scorse settimane. Bisognerà attendere per capire se questa volta sarà fumata bianca. Dunque questa è la novità. Giovedì verrà questo gruppo e verrà a salutare anche la squadra. Forse non eri neanche al corrente di questa notizia, Bruno. No, noi per essere sincero, noi dentro lo spogliatoio col mister e con le staff dobbiamo e per forza pensare ad altro purtroppo. Lasciamo queste vicende a chi dovrebbero risolvere, noi pensiamo più al campo e a fare le nostre cose. E allora Eugenio, questa è la novità di giornata. Ecco, per me, io appunto mi auguro che non si tratti dell'ennesima bufala. Il sindaco è andato a Roma, anche sappiamo perché, per far tornare dall'esilio e speriamo che questa dei nuovi soci non sia una bufala. O così o pomì, allora si fa questo impianto di illuminazione, Nino. Che ne pensi? Ce lo auguriamo tutti e voglio dire, basta aspettare fino a giovedì. Peraltro era, mi pare, la data nella quale la federazione, il signor Tavecchio, aveva promesso una risposta al nostro sindaco. Vediamo, aspettiamo. Vuoi aggiungere qualcosa? No, io volevo aggiungere a proposito di esilio quello che ha detto, e l'abbiamo ascoltato anche ai nostri microfoni, Ciccio Graziani. Il tifoso è la parte nobile del calcio, ad Agrigento invece i tifosi si mandano in esilio, cioè questo volevo. Di nobile ne abbiamo tante, sì. Però non... Di nobile. Però nobile l'abbiamo, no? Abbiamo sì. Ciccio Nobile. Abbiamo il nobile Ciccio Graziani ha impartito una bella lezione. Bene, allora Gerlando, non so. Carmelo, io dopo tutto quello che è accaduto nel corso degli ultimi anni, a questo punto divento santommasiano, se non vedo non credo, perché è inutile fare discorsi che a volte possono sembrare anche utopistici, dal momento che una cosa che ai più può sembrare semplice, ad esempio in Città del Nord, ce lo ha detto anche qualche settimana fa un nostro ospite, qua sembra irrimediabilmente qualcosa di eccezionale, quindi a questo punto aspettiamo, del resto già in esilio ci siamo, peggio di così non penso che possa accadere null'altro di più grave. Che dire? Ritorniamo invece alla prodezza dell'Akragas, perché il pareggio conseguito a Lecce sa di prodezza, no Bruno? Sì, noi siamo andati lì con la nostra umiltà e con la nostra consapevolezza delle cose che stiamo facendo. E poi sapevamo comunque di andare a trovare una squadra fatta per vincere il campionato,
Però secondo me il calcio è bello per quello, che ci dà magari delle sorprese che solo il campo parla, quindi tutte le altre chiacchiere alla fine non portano a nulla. E siamo contenti di questo punto, che secondo me sarà molto importante alla fine dei conti. C'era una situazione, Carmelo, perdonami, voglio sottolineare anche con Bruno, la partita è stata tranquilla nella prima ora, poi quando loro hanno capito che probabilmente non riuscivano a passare, sono cominciati i momenti di nervosismo. Al di là del fatto che a noi agrigentini in generale comincia a dare fastidio il fatto che ci si lamentino sempre del fatto che noi giochiamo la nostra partita e gli altri invece si preoccupano del rigore non concesso, del fatto che abbiamo perso tempo. Non voglio in questa sede ricordare tutti gli episodi a noi sfavorevoli dall'inizio di questo campionato, quindi sia i rigori concessi contro l'Akragas, sia quelli non concessi in favore dell'Akragas. Eppure né il tecnico né la tifoseria, mi riferisco sui social o comunque in generale, ha mai iniziato discorsi di lamentele contro gli arbitri o contro il sistema. Ecco, sabato scorso il pareggio con il Lecce è stato, chiamiamolo così, l'inizio di una sorta di pressing contro la classe arbitrale, contro l'Akragas, ed è stato molto fastidioso. Stavo dicendo, gli ultimi 15 minuti poi sono stati terribili da questo punto di vista, perché io ho visto il difensore del Lecce, non mi ricordo si chiama Cosenza, che è molto irretito da qualsiasi giocatore dell'Akragas, sia da Mileto a terra. A te ricordo che dopo il fallo ti voleva menare, e a parte l'ammonizione non ci sono stati provvedimenti. Ma vogliamo ricordare che a fine primo tempo Bruno Visente per poco non segnava, se non fosse stato per la grandissima parata di Perucchini. Così come a fine partita, dopo una difesa abbastanza ordinata nel corso della partita, ed il gol di Di Piazza non è un gol annullato, perché il secondo assistente aveva già alzato la bandierina, perché Di Piazza era oltre 1 metro la linea della difesa dell'Akragas, quindi non voglio che si parli nemmeno di gol annullato a Di Piazza, che ugualmente ha festeggiato. Poi ci spiegherà il buon Matteo cosa gli abbiamo fatto, dopo che l'abbiamo osannato per tantissimo tempo. Mi hai preceduto. A fine partita, dicevo, sui piedi di Rotulo c'è stata la possibilità in contropiede di servire uno dei nostri 2 attaccanti, e potevamo anche rubarla questa partita, se rubare è un termine che si può consentire. Bruno? Sì, è vero. Allora, questa cosa di non cercare alibi, dobbiamo dare il merito al mister, perché è uno che ci parla sempre di queste cose, che dobbiamo sempre pensare a fare il nostro calcio, a mettere in gioco le nostre idee, le nostre schemi di gioco e robe varie, e lasciare agli altri queste cose di chiacchiere, di nervosismo e cose varie, che alla fine non è questo il calcio. Quindi questo dobbiamo dare molto la cosa parte sempre dal mister, questa cosa di non prendere sempre con gli alibi. Mantenere comunque un profilo basso. Eugenio, alla fine paga questo modo di pensare e di vivere il mondo calcistico, l'umiltà nell'affrontare queste partite e mantenere un profilo basso. Certo che paga. Io poco fa dicevo, mi hai preceduto per quanto riguarda Di Piazza, no? E sarebbe interessante veramente, lo chiedo anche come Vicentino, cosa gli abbiamo fatto? Cosa ha ricevuto dalla società questo ragazzo per sceneggiare così in maniera da diventare attore in ogni momento? Il rigore non ha potuto sul campo, ha cercato il rigore anche a Lecce. Con il Foggia mi pare che qua abbia l'episodio della maglietta tirata, ma ricordiamo che sì, tra i pregi di Di Piazza c'è quello di saper guadagnarsi i calci di rigore, quindi allora, ha segnato in fuorigioco, quindi è fallito in tutto, diciamo tra virgolette, sabato. Eppure Bruno, scusami, anche per completare il discorso, subisce una giornata di squalifica. Si pensava che potesse essere diverse le giornate perché era in diffida, invece a quanto pare è squalificato per una giornata e rimane in diffida. E rimane sempre in diffida. Quindi deve stare molto attento, perché le prossime 2 partite, cioè quando si giocheranno, toccherà giocare i 2 derby con la Sicula Leonzio e poi con il Trapani. Ecco, deve stare attento, perché questi derby li deve giocare tutti e 2. Prego, c'era Nino che voleva intervenire. No, niente, mi volevo rifare a quello che dice il nostro maestro di centrocampo, cioè il progetto dell'allenatore è quello di fare crescere sotto tutti i punti di vista
non solo calcistico, questa squadra, e lo stiamo vedendo. Invece agli amici di Lecce che intraprendono questo cammino contrario, sono cose che fanno i bambini, di attaccarsi al mandato rigore, all'arbitro. C'è stato un assedio all'arbitro. Se non si concentrano sul gioco e se lo scordano di salire anche quest'anno in Serie B. Anche perché Catania è fortissimo. Invece io vorrei anche approfittare della presenza di Bruno per chiedergli se lui, che è il secondo anno, anche se non consecutivo, che è qui ad Agrigento, se non gli sembra che quest'anno la squadra sia di gran lunga superiore a quella del primo anno di Serie C. Parliamo certo, di squadra. Certo, allora senza togliere nulla a quell'altro anno, che comunque era una storia diversa, il primo anno comunque in Serie C, sempre altre persone anche indietro, però io da giocatore posso anche sottolineare che quest'anno abbiamo un punto fortissimo, che è il mister e i suoi staff, perché comunque ci dà sempre la possibilità di sapere per bene chi va ad affrontare, le zone magari delle squadre avversarie che tu puoi comunque ad attaccare. Quando tu giocatore, quando hai più cose delle squadre avversarie, è normale che entri un pochino più consapevole delle cose che fai dentro il campo. Quindi questo lo do il merito al mister, perché lui veramente è uno che sa veramente insegnare il calcio. Bruno, sei d'accordo con questa battuta che ti faccio adesso, che in questa squadra quest'anno ognuno sa quello che deve fare? Sì. Ognuno sa quello che deve fare. Io spesso vi guardo in allenamento, noto sempre, non sempre, quasi sempre gli stessi movimenti, e mi riferisco al modo in cui vuole che tu giochi. Spesso verticalizzi anche senza guardare il compagno, perché sai già che appena la mezzala ti torna il pallone indietro, già tu devi cambiare il gioco dalla parte opposta. Adesso magari non sarà sempre così, o non riesco a spiegarmi bene, però a questo movimento corrisponde l'attacco dello spazio o da parte di Longo o da parte di Sepe, senza sapere se la palla sarà destinata a loro o meno. Ecco, ognuno sa quello che deve fare, e già questo è un punto di forza per la squadra e per il mister, perché così è più semplice anche per lui intercambiare i vari giocatori, fermo restando che 2-3 siete fondamentali e non godete di ottimi cambi. No, certo, io quando dico che stiamo crescendo e abbiamo cresciuto tanto in questo periodo nella nostra consapevolezza di gioco, è proprio questo, perché a volte veramente faccio le cose ad occhio chiuso e quando vedo la cosa va a finire bene. Quindi questa è una cosa che ci stiamo allenando, provando ogni giorno in allenamento, e poi alla fine tu vedi, il bello è che tu alla fine vedi che vieni fuori le cose che tu provi, e questa è una soddisfazione molto bella. E vi divertite di più? Bravo, divertiamoci di più. È ovvio che abbiamo ancora, secondo me, molto margine di miglioramento, che siamo una squadra giovane, però sono anche molto contento che veramente in questi 2 mesi e mezzo, quello che siamo insieme, stiamo veramente crescendo tantissimo. Ti volevo chiedere una cosa, scusa, perché è una curiosità. 2 settimane fa, 10 giorni fa circa, ho visto a bordo campo Fabrizio Bramati. Mi sono perso se è stato tesserato o meno. Ti chiedo se è stato tesserato e se sarà il tuo sostituto sabato o diversamente, insomma, allora non ti saprei dire per bene se ha già firmato il contratto. Sapevo che era vicino all'accordo, quindi poi è da vedere, non lo so se lui sarà già pronto magari per giocare. Però si allena regolarmente con voi? Sì, si sta allenando con noi, credo, non ti so dare la certezza, però credo che sarà anche disponibile. Se si tessera probabilmente sarà disponibile. Sì. Posso fare pure al riguardo, questa assenza ci sarà, la tua, di Bramati non si sa, Danilo Greco è in grado, è indicato come il tuo sostituto? Guarda, io credo Danilo, lui era già qua con noi 2 anni fa, no? Sì, poi ha fatto un anno. Bravo, poi è andato l'anno scorso, se non mi sbaglio, in prestito. È un ragazzo che ha cresciuto tanto, e ha ancora tanto per migliorare ancora, come tutti noi abbiamo.
Dobbiamo solo vedere, perché secondo me il mister poi vedrà anche la squadra loro, se magari un altro modulo oppure altri giocatori, per vedere un po' le qualità. Però secondo me Greco sarebbe pronto al debutto, sì. Dico, è il sostituto naturale? Sì, è quello del mio ruolo, sì. Ora con l'arrivo di Fabrizio saremo in 3. Certo. Però fino adesso c'era solo io e Greco. Vediamo un po' le messe che il mister c'ha. Un giovanissimo di Canicattì. Bravo. Che ha già esordito, Nino, 2 anni fa in Coppa Italia a Lecce. Brava, Lecce. E ha fatto una grandissima partita. Sì, è un mancino. Che lui giocò come play e io di mezzala, se non mi sbaglio, quella partita. Le nuove promesse di Casanova. Gol di Leonetti. Un'altra domanda a Bruno, per il gioco del quale io mi impazzisco. Cioè, secondo me il gioco di centrocampo è il vero gioco del pallone. E 2 anni fa, in un'occasione hai anche segnato fuori casa di testa, giocavi in un ruolo diverso. Ti hanno fatto fare qualche partita in un ruolo diverso, più avanzato. Sì, a volte c'era allora il mister Legrotali che ogni tanto mi faceva entrare, o anche mi ricordo all'esordio del campionato a Matera, mi aveva fatto giocare lì come mezzala. Ma tu cosa preferisci? Io preferisco davanti alla difesa, Chiaro. Io preferisco là. Poi ovviamente... E noi Bruno apprezziamo moltissimo i cambi di fronte sui 2 esterni di centrocampo che avanzano sempre. Sì, noi abbiamo quelli 2 che spingono sempre, quindi a volte faccio proprio le cose al buio, mi viene bene perché viene bene. E Longo viene a prendere la palla quando tu... Stiamo svelando troppe strategie però. Agli avversari che ci guarderanno. Ma questo lo sicuramente. Stiamo svelando quello che il mister Lasciamoli giocare, poi si vede. Legrotaglie che è stato, è notizia proprio di questo tema, esonerato. È stato esonerato anche dal Cagliari. Ma anche Rastelli è stato. Sì, Rastelli, perché lui era il secondo di Rastelli. A questo punto io direi, Gerlando, di analizzare un po' i risultati di quest'ultimo turno di sabato scorso, perché la classifica, specialmente nelle zone basse della classifica, appunto, comincia un po' a cambiare. Quindi bisogna stare molto attenti. Vediamo un po' di leggere i risultati maturati in questo turno di sabato scorso. Sì, abbiamo la tabella, prego la regia, si giocava la 9ª giornata. A Lecce, allo stadio Via del Mare, l'Akragas ha impattato per 0-0 contro la capolista, Paganese Virtus Francavilla 2-2, Sicula Leonzo Juve Stabia 0-0, Bisceglie Rende 0-0, Racing Fondi Trapani 1-0, anche questa è una delle sorprese di giornata. Regina Fidelissandria 2-0, la Casertana continua a perdere in casa, stavolta contro l'ex capolista Monopoli per 3-0, il Matera vince a Catanzaro 2-0, mister Dionigi ha un esordio amaro, aveva in settimana sostituito l'esonerato Erra. Siracusa-Catania, il derby 0-1, in Siracusa-Catania e in Sicula Leonzo Juve Stabia ci sono stati 2 episodi alquanto discutibili. Catania per il calcio di rigore battuto da Lodi, in un primo momento accordato dall'arbitro, palesemente errata questa decisione, per fortuna si è ravveduto, nonostante non ci fosse la VAR, si è aiutato l'arbitro sia dell'ausilio del primo assistente che del secondo per essere sicuro. Ricordiamo che la regola dei calci di rigore dice che se il pallone ha toccato uno dei legni non può essere immediatamente rigiocato da colui il quale ha battuto il calcio, a meno che non venga toccato da un giocatore, da un terzo giocatore, per essere rimesso in gioco. A Catania invece, allo stadio Massimino, dove gioca in casa la Sicula Leonzo, anch'essa in esilio nelle note vicende legate allo stadio, il calcio di rigore segnato da Arcidiacono in collaborazione con Bollino non è stato tenuto in considerazione poiché è stato ritenuto irregolare. Ricordiamo che Bollino è andato sul dischetto, ha fatto un tocco breve dentro l'area di rigore per Arcidiacono che accorreva ed ha segnato. Non è stato convalidato, mi dicevi prima dell'inizio della trasmissione che sì, questa gara il risultato non è stato omologato per preannunciato ricorso da parte della Sicula Leonzo, che ritiene che il calcio di rigore sia invece
era giusto. Era regolare, ma l'abbiamo regolare. visto anche in un servizio offerto da SportTube proprio stamattina, con alcuni precedenti del passato illustrissimi, tra cui Leo Messi in una gara del Barcellona che ha servito lo stesso assist a Luis Suarez, regolarmente convalidato, e prima ancora, fine anni 70, Johan Cruyff fece la stessa cosa, addirittura triangolando dentro l'area di rigore. Ecco, Io però, in quel caso era... Però una regola dice che quando si batte quel calcio di rigore nessun altro giocatore deve entrare in area. Invece hanno ricevuto il passaggio scattando dentro l'area, ecco perché il gol, secondo me, il calcio di rigore è stato annullato. Andiamo alla classifica della nona giornata, che vede sempre in testa il Lecce, però con una gara in più rispetto alla seconda classificata, che è il Catania, un punto in meno, quota 19, Catania che ha già osservato il turno di riposo, Monopoli 18, Matera 16 punti, Virtus Francavilla 15, Trapani, Siracusa 14 punti, Bisceglie Regina 12, Rende 11, Catanzaro 10, Juve Stabia Acragas 9, Paganese Casertana 7, Andria Sicula Leonzio 6 punti, Fondi Cosenza 5 punti a testa. Praticamente il Fondi Vincento ecco, ha ripreso in classifica generale lo stesso Cosenza. Beh, ma è un Cosenza molto deludente, Carmelo, se mi lasci dire, perché l'organico è di primo ordine. Adesso c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, così come nella Casertana. Quando io dicevo che c'è qualche cosa che si comincia a muovere dal basso, mi riferisco che tra i 5 e i 9 punti dell'Agragas ci sono appena 4 punti di differenza, basterebbe solo un paro o una sconfitta, e quindi diciamo che è troppo corta ancora la classifica, e il Fondi ha dato chiari sintomi di miglioramento. No. E l'Agragas nelle ultime 6 gare, Nino scusami, l'Agragas nelle ultime 6 gare ha fatto cronologicamente, partendo da quella più lontana all'ultima, 2 vittorie consecutive, 2 sconfitte consecutive, 2 pareggi consecutivi, per cui se ripristiniamo di nuovo l'ordine cronologico adesso toccherà vincere un paio di volte. Adesso in casa contro la Juve Stabia, che non mi ha fatto una grandissima impressione onestamente, contro la Sicula Leonzio, e poi il derby con la Sicula Leonzio al Massimino, che l'Agragas si porta molto ma molto bene. A Trapani c'è stata contestazione dopo questo 1-0. Beh, è chiaro che non si aspettavano a Trapani di perdere contro l'ultima classifica. In classifica il Racing Fondi è stata una gara che il Trapani non meritava di vincere, aveva anche segnato il gol al 90esimo, un gol che l'arbitro ha annullato inspiegabilmente, perché ai più è sembrato regolare il gol del Trapani del pareggio. Però con questa vittoria il Fondi, anche secondo me, non si tira completamente fuori dai guai, perché hanno una situazione, mi diceva il collega di Fondi qualche settimana fa che ci siamo sentiti, una situazione che è abbastanza strana se vogliamo, però questa vittoria potrebbe aver dato un po' di animo, perché dopo la Sicula Leonzio noi andiamo a Trapani. Ci vorrebbe la VAR anche nei campionati, nei 3 professionisti. No, l'abbiamo avuto dopo una vita. E allora bene, andiamo avanti. Cambiamo sport decisamente, ritorniamo a quella che è stata la notizia della settimana scorsa. Vorrei enfatizzare questo fatto, perché indiscutibilmente, che io ricordi, non ci sono stati atleti agrigentini che si sono imposti a così altissimi livelli. Mi riferisco al rugby, mi riferisco a Giovanni Licata, all'atleta della Miraglia, che nel giro di 4 anni è riuscito a scalare tantissime posizioni in quello che mi piace definire il ranking del rugby, passando in breve tempo dalla Serie C quasi alla nazionale maggiore. Abbiamo intervistato il presidente della FIR, Orazio Arancio, ex giocatore dell'Amatori Catania, ex giocatore del Benetton Treviso e della nazionale azzurra di rugby. Può partire il servizio. Il 18 ottobre è stata una giornata storica per Agrigento, per lo sport agrigentino, perché per la prima volta un giovane, un atleta è stato convocato per la nazionale maggiore. Si tratta in questo caso del rugby, si tratta del favarese Giovanni Licata,
cresciuto con la maglia della Miraglia e poi dopo una breve esperienza che lo ha formato in maniera decisiva in accademia a Catania, il trampolino di lancio per 2 mondiali con la maglia della nazionale Under 20, adesso la convocazione in nazionale maggiore. Ne parliamo con il presidente FIR Sicilia, Orazio Arancio. Benvenuto Orazio. Salve a tutti, salve a tutti. Allora Orazio, partiamo da questa convocazione, partiamo dal fatto che dal lontano 2013 l'ultimo siciliano Andrea Lo Cicero, poi se mi consenti il vuoto. Cosa rappresenta questa convocazione per la Sicilia? Intanto una ciliegina per lo sport siciliano, per il nostro movimento. E in questo momento ovviamente Giovanni rappresenta la punta di diamante di quello che è il nostro vivaio, che si era interrotto tra l'altro la nazionale, come hai detto tu, hai ricordato con Andrea. Io ho avuto l'onore, la fortuna e il piacere di passare il testimone subito ad Andrea, quindi c'è stato, diciamo, gli abbiamo dato continuità a un siciliano in nazionale. Mancava un siciliano, Andrea ha chiuso questo buco e Giovanni ha chiuso questo buco, non ha ricevuto il passaggio di testimone da Andrea, però adesso riprende in mano la situazione, rappresenterà la Sicilia e il movimento siciliano in nazionale. Noi seriamente avevamo già visto lungo che Giovanni aveva tutte le potenzialità, gli siamo stati sempre dietro, lui ci ha creduto, ha una volontà e sta andando dove deve andare, ci abbiamo sempre sperato, abbiamo sempre spinto, adesso si è avverato e anche noi siamo iper felici, non solo di avere un siciliano ma di avere uno come lui, perché lui ha veramente il potenziale per diventare uno dei giocatori più forti nel suo ruolo al mondo. È chiaro che da osservatori esterni avevamo notato una crescita esponenziale in questo ragazzo, al di là del fatto che ci può fare piacere perché è un nostro compaesano. E secondo te era già arrivato il momento di una convocazione nazionale maggiore e se te l'aspettavi? Allora, come ho detto prima, ero certo che Giovanni arrivasse in nazionale, questo lo sapevamo tutti, anche chi l'ha allenato in questi anni, già dai primi passi in accademia del CUS Catania, poi è andato all'Accademia di Parma, già si vedeva, la federazione ha puntato fermamente su di lui, perché a parte il patrimonio genetico che lo sostiene, perché chiaramente, diciamoci la verità, lui è dotato di natura di una forza esplosiva incredibile, ma anche molto spesso non basta se non hai anche la testa e la voglia di arrivare, e lui ha tutte e due queste caratteristiche, è forte fisicamente ma anche una voglia di emergere, di fare, di farsi notare, che è rara, soprattutto i ragazzi della sua età. Lui è fermamente convinto, lavora sodo, forse più degli altri, come giusto che sia, e vuole arrivare. Questo sta facendo in Giovanni la differenza, e quindi probabilmente anche per questo lui sta bruciando tutte le tappe. Quanto ha inciso nella crescita di Giovanni Licata l'esperienza che sta maturando nel Pro 14 con la maglia delle Zebre? Assolutamente è un'esperienza unica e che credo debba continuare a fare, anche se chiaramente lui dovrà onorare il suo contratto con le Fiamme Oro, però credo che le Fiamme Oro sappiano e tengano anche la crescita di Giovanni, quindi faranno in modo che Giovanni riesca a onorare tutti e due gli impegni, sia con le Fiamme Oro, che chiaramente tendono a fare un campionato, hanno preso Giovanni anche a fare un campionato di vertice, e sia permettendogli di partecipare a altre partite di Super 14, di Pro 14, perché chiaramente fa la crescita ovviamente esponenziale, ogni partita accumula esperienza, accumula un vissuto che chiaramente lo rende sempre più forte, per cui sono sicuro che alla fine si arriverà a un compromesso e magari poi negli anni a venire, dall'anno prossimo in poi, magari Giovanni possa diventare un punto fisso delle Zebre, come lo è già di fatto, quindi conquistarsi il suo posto, perché attraverso le Zebre poi anche maturando esperienza anche la possibilità di fare valere le sue prestazioni con la nazionale, per cui credo che si debba arrivare presto a un accordo. Dopo 23 anni la nazionale torna a Catania, giorno 11 contro Figi, 4 giorni prima del tuo 50° compleanno. Che regalo! Assolutamente sì, il regalo più bello potrebbe essere Giovanni in campo, perché dopo chiaramente, come abbiamo detto prima, l'esperienza mia di Salvo Garozzo e di Andrea Lo Cicero, Giovanni può rimettere una bandierina siciliana dentro questo gruppo nazionale che
in questi mesi sta crescendo e c'è un ricambio generazionale di cui chiaramente Giovanni è uno dei punti dei giocatori più importanti. Sono sicuro che sta costruendo una nazionale che attraverso Osci può darci soddisfazione negli anni a venire, probabilmente già in questo trittico di novembre, dove magari se può scendere in campo, ripeto, sarebbe il regalo più bello, una vittoria sarebbe ancora più bella, magari può essere da preludio a una vittoria contro l'Argentina la settimana dopo a Firenze, per poi vedere un attimo se si può fare il bis col Sudafrica, perché anche se il Sudafrica è in netta crescita, credo che la vittoria dell'anno scorso possa essere replicata, soprattutto sulle ali di entusiasmo di 2 vittorie nei primi 2 test match, quindi intanto cerchiamo di partire col piede giusto a Catania. I presupposti ci sono tutti, la Benetton e le Zebre stanno giocando bene, utilizzando giocatori che hanno fatto il percorso federale, che quindi sta dimostrando tutta la sua valenza e il suo valore per questi giocatori. Sono sicuro che presto c'è una nazionale che tutti sognavamo, competitiva con tutti. Allora, invitiamo la Sicilia in massa a venire allo stadio Massimino di Catania, giorno 11, per questa importantissima gara tra Italia e Figi, che può valere il ritorno in campo di un siciliano. Assolutamente sì, noi come comitato, io personalmente mi sto dando tanto da fare per far sì che sia una festa non solo del rugby siciliano ma di tutto lo sport siciliano, che possa venire in massa a sostenere Giovanni e i suoi compagni e che sia una festa di rugby dello sport, come ho detto prima, dove facciamo vedere che la Sicilia merita attenzioni particolari anche nello sport, che la passione da noi non è mai tramontata. Abbiamo, è vero, meno opportunità, meno risorse degli altri, ma per passione non siamo inferiori a nessuno. Grazie al presidente Fir Sicilia, Orazio Arancio. Buon lavoro, Orazio. Grazie davvero, buon lavoro anche a voi, ci vediamo allo stadio. Mancano le strutture, ma per passione non siamo né secondi a nessuno. Eugenio, questa è una favola che si realizza, un sogno quasi. Io ho visto il filmato, ti dirò che è veramente straordinario, una figura straordinaria e di carriera ne farà. E tu dicevi mancano le strutture, la volontà, quella che serve, che ovviamente la preparazione. C'è un passaggio... Poi è di Favara, mi pare, sto ragazzo. Favara già dice tutto, perché Favara è la terra delle promesse, le varie... musicali, accademie musicali con i cantanti che si lanciano. Adesso abbiamo un campione veramente con l'Amaius. E c'è un passaggio che non può sfuggire e che ovviamente la federazione punta tantissimo su Giovanni Licata. Questa convocazione ha dato grandissimo verve, grandissimo entusiasmo a tutto il movimento siciliano, ma anche a livello nazionale, perché è come paragonato al calcio se fosse venuto fuori il Messi di turno per la nazionale italiana. È un giocatore che... Ho visto la ripartenza che è stata proprio... guarda, quella progressione che abbiamo visto prima in Sudafrica, contro i sudafricani, che non è che proprio siano nati ieri, è uno degli sport principi nel loro paese, in Sudafrica, il rugby. Arriverà in alto, abbiamo visto con quale facilità non ha avuto nemmeno la necessità di placcare l'avversario, gli ha semplicemente sradicato dalle mani e poi è partito in progressione. Immaginate un ragazzo di 1,95 m per 100 kg, muscoloso, che parte in progressione e supera e brucia tutti gli avversari. Dicevo, non vi è sfuggito il passaggio in cui Orazio Arancio, ex grandissimo giocatore di rugby anche della nazionale italiana, che ovviamente come tantissimi atleti riesce a percepire delle sfumature, dice di Giovanni Licata che nel suo ruolo è certamente uno dei più forti al mondo. Bruno, dice tutto. Allora, a me mi fa tanto piacere, perché comunque credo che è una cosa bella. Vediamo questa cosa spesso in Brasile di mancanza di strutture, robe varie, e quando esce uno così, io spero veramente che arrivi più in alto possibile, auguro il meglio possibile, perché si vede che ha passione in quello che fa, quindi tutto il mio augurio, il meglio possibile per lui. Nino, c'è da essere orgogliosi. Un vero gigante dalla terra dei giganti, ecco, potrebbe essere, perché poi consideriamo 20 anni, che fa? Un piccolo margine ancora di crescita. No, il problema è proprio quello. Io ho anche ascoltato le parole del Presidente, che fa un encomio anche alla testa del ragazzo, perché nello sport per affermarsi ad altissimi livelli ci vuole anche quello. Benissimo. Andiamo con la pubblicità, ritorneremo parlando anche di altri sport.
Hai un immobile da vendere? Cerchi casa? Ti serve un ufficio, un locale commerciale o cerchi un terreno? Biro Affare è l'agenzia immobiliare che fa per te, attenta alle necessità di venditori ed acquirenti. Vieni a trovarci a Favara oppure vai sul nostro sito. Troverai assistenza, competenza e cortesia e l'affare immobiliare che cercavi. Per la tua pubblicità in Sicilia su TVA LCN 92 chiama il 337 96 5560. Bene, cambiamo dunque disciplina, si riscatta la Fortitudo Moncada dopo la sconfitta subita la scorsa settimana. Ora in merito vediamo di seguire questo servizio che appunto ci fa il sunto di questa gara, che è stata molto combattuta, bella dal punto di vista tecnico. Può partire subito il servizio. 2-2 in casa, la Fortitudo Moncada Agrigento non stecca, battendo anche la Remer Treviglio con il punteggio di 82-68. I biancoazzurri, dopo il capo esterno, tornano a vincere e a sorridere. Superba la prova di Paolo Rotondo e di Marco Evangelisti. La Moncada ha sempre controllato la partita, dominando tutti i parziali. La squadra agrigentina è riuscita a frenare le incursioni di Marino e Vosquil. Il massimo vantaggio per il roster di coach Franco Ciani si è ottenuto nel secondo periodo di gioco, più 17 a 3 minuti dalla fine. Top scorer per i biancoazzurri Cannon con 18 punti. La Fortitudo adesso dovrà affrontare 2 trasferte consecutive. Saranno di scena i biancoazzurri a Tortona e a Casale Monferrato, ma intanto si godono l'importante successo di ieri che consegna fieno in cascina e da morale. Affronteremo le trasferte con maggiore serenità, ha dichiarato il coach Ciani. Incontreremo 2 squadre importanti, se non le migliori di questo avvio di stagione. Mettere da parte punticini utili è una cosa giusta. La squadra ha una voglia di lottare che mi piace non solo a me ma anche al pubblico, che continua ad apprezzare e gradire. Sono ancora le parole del coach bianco-azzurro. In effetti la squadra vince e convince e la tifoseria si diverte. Mi pare che la Juve sappia. Andiamo con i risultati e la classifica. Si è giocata la terza giornata nel campionato di Serie A2, girone Ovest, 2 gare al sabato, Cagliari-Legnano, terminata per 87-85, Tortona Eurobasket Roma 82-73, poi le gare della domenica, Agrigento batte Treviglio 82-68, Casale Monferrato batte Reggio Calabria 68-67, Napoli Cuore perde in casa contro Latina 83-91, stessa sorte per l'NPC Rieti con Biella 84-88, Roma soccombe con Scavati 87-92, Trapani Siena 85-75. Per una classifica che vede in testa Tortona, Casale Monferrato a quota 6, Cagliari, Scafati, Biella, Agrigento, Legnano, Trapani 4 punti, Rieti, Siena, Eurobasket Roma, Latina, Reggio Calabria a quota 2, a 0 ancora Roma, Treviglio e Napoli Cuore. Fortitudo che il giorno 21 alle ore 20:30 andrà in visita alla Tortona. Quindi sarà una partita, diciamo, molto dura per i ragazzi di Franco Ciani, e ragazzi che, la capolista, che se la stanno facendo vedere di che pasta sono fatte. È una bella gioventù, ma anche dal punto di vista tecnico abbastanza preparate. Bene, allora vediamo un po' se c'è la telefonata pronta, altrimenti noi passiamo ad altro. Diciamo subito che nel campionato di eccellenza perde il Licata, ma vince per la seconda volta consecutiva il Pro Favara. Quindi per la seconda volta consecutiva il Favara ora ha 6 punti in classifica e diciamo comincia a prendere un po' di respiro. Mentre nel campionato di prima categoria l'Empedoclina vince dopo la trasferta nella prima giornata,
e quindi conduce a punteggio pieno la classifica di prima categoria. Vediamo un po' se c'è la Abbiamo la telefonata pronta e ci proiettiamo alla gara contro la Juve Stabia. Abbiamo al telefono il giornalista di Vivicentro e Calcio Napoli 24, Ciro Novellino. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Ciro, grazie per essere intervenuto. Sappiamo che sei impegnato anche a seguire il Napoli che giocherà in Champions League. Ti rubiamo pochi minuti per parlare di Juve Stabia. Sì, aspettiamo questo match di sabato, un match importante per la squadra di Caserta che viene da due risultati negativi, quello con il Bisceglie e quello con il Lecce. È arrivato il pareggio contro la Sicula Leonzio che in un certo qual modo lascia un po' l'amaro in bocca, anche per quanto poi è accaduto. Tra l'altro è uscito da poco tempo il comunicato del giudice sportivo che si riserva ogni decisione sull'eventuale anche possibilità di ripetere il match contro la Juve Stabia per l'episodio noto del calcio di rigore messo a segno poi da Arcidiacono e poi successivamente annullato. È una Juve Stabia che ha ripreso a lavorare nella giornata di oggi qui al quartiere generale appunto delle Vespe in attesa del match contro appunto l'Agragas e finalmente nel ritorno poi con il rende al Menti di Castellammare di Stabia, in quanto i lavori ormai sono prossimi al termine. Siamo quasi alla fine con il manto del voto che è stato collocato quasi del tutto, mancano ovviamente le linee, mancano le poste, le panchine, ci sarà da lavorare ancora velocemente e tanto in questa settimana, in quanto termine ultimo è lunedì, massimo martedì della settimana prossima per avere poi il Menti a disposizione nella gara contro il Rennes. Ciro, ti volevo chiedere, guardando un po' i numeri della classifica, un po' della Juve Stabia, nel senso che ho visto che è tra gli attacchi più prolifici, del resto ha giocatori importanti come Canotto, Dauria, Lisi, Paponi e Simeri. Però subisce anche tanto la Juve Stabia. Qual è l'aspetto positivo e l'aspetto negativo di questa squadra? L'aspetto positivo è sicuramente, come sottolineavi tu, i tanti gol messi a segno dalla Juve Stabia, un attaccante che per la Serie C è un lusso come Paponi, ci sono giovani interessantissimi come Strefetta, c'è anche Berardi, nazionale sammarinese, ci sono appunto Lisi e giovani interessanti su tutti, Alessandro Massasi. Qualche problemino in più in difesa, purtroppo per la Juve Stabia l'errore in ogni match c'è ai noi spesso e quasi sempre, questi errori condizionano un po' i risultati. Io ricordo per esempio non ultima la gara contro il Lecce, dove un ottimo Branduani fino a quel momento regalò il vantaggio alla formazione salentina, che poi andò a vincere nel 3-2 con anche l'aver subito 2 gol in contropiede, cosa strana per una squadra che aveva agguantato il pareggio portandosi sull'1-1 e che invece poi ha visto appunto capitolare il match proprio per i 2 gol arrivati nel giro di pochissimo, 2 gol ricordo fotocopia. Ottimo l'attacco, pochino meno la difesa. Caserta ha provato. Ciro, per favore, se mi senti dovresti un po' avvicinarti al telefono perché nelle ultime battute non ti abbiamo sentito bene. Adesso mi sentite? Vai. Puoi andare, Ciro. Ok, dicevo niente, che Caserta sta provando a rimediare appunto a questi problemi legati ai gol, ai tanti gol subiti attraverso il cambio del modulo, che è passato dal 4-3-3 iniziale a questo 3-5-2 nell'ultimo periodo, che sembra in un certo qual modo possa essere d'aiuto, anche se però, ripeto, quello che serve è evitare gli errori appunto individuali che poi alla fine hanno condizionato gli ultimi match. Grazie Ciro, grazie per il tuo intervento, buon lavoro. Grazie a voi. Alla prossima. Ecco, io volevo aggiungere una cosa importante, la Juve Stabia è allenata da 2 tecnici, Cosenza e Ciro Ferrara, che non è il famoso Ciro Ferrara, il nazionale che ha giocato con la Juventus, ma è un altro omonimo. E quindi 2 tecnici che Cosenza giocava con la Juve Stabia, ha giocato per 5 anni, Caserta ha giocato per 5 anni ed ora sta tentando
il salto come allenatore. Andiamo con l'ultima videata, prego la regia di mettere gli ultimi risultati che riguardano le altre due società importanti di Agrigento che giocano campionati di vertice. La Pallamano Girgenti in Serie 2 nella seconda giornata ha perso contro il Chelona, che ricordiamo è una squadra retrocessa dalla 1, ha perso per 32-36. Girgenti che staziona a quota 2 in classifica, a metà classifica. Chelona insieme a Mascalucia e al team Alcamo al primo posto con 4 punti, Girgenti e Aenna con 2 punti, Giovinetto Marsala, Cus Palermo e Messina 0 punti, e Girgenti che giorno 22 alle 17 si recherà a Marsala proprio per affrontare la formazione del Giovinetto. Nella calcio a 5, la Serie C1, Akragas Futsal a valanga sul Palermo per 13 reti a 2. Abbiamo un servizio, di questo ringraziamo il sito ufficiale della formazione Palermo Calcio a 5, la regia lo può mandare. È una bella scorpacciata di gol, abbiamo assistito 13 gol da parte dell'Akragas Futsal, una macchina veramente da gol che sicuramente darà soddisfazione ai propri tifosi, e un Akragas Futsal che quest'anno mira direttamente a vincere il campionato, un campionato che si presenta abbastanza difficile, ma quest'anno mi sembra che sia partito con il piede giusto. Bene, e prima di avviarci alla conclusione facciamo un altro giro di domande ai nostri ospiti, chiaramente ritornando invece al calcio. Dunque questa partita con la Juve Stabia si presenta un po' difficilotta, non dimentichiamo che quella famosa Juve Stabia che all'Esseneto la scorsa stagione è riuscita a passare, tu non c'eri, è riuscita a passare a son di gol. Cosa temi di questo Juve Stabia? Ma per fortuna giochiamo al De Simone, quindi non c'è il rischio che all'Esseneto passi la Juve Stabia. No, sappiamo che... Almeno non si ricorderà questo. Sappiamo comunque che è una partita difficile, ma guarda, io quando parlo delle partite della Lega Pro, della Serie C, parlo quasi sempre uguale, perché nel senso, secondo me è una categoria che dipende tanto come approcci la gara, come vai a passare i minuti durante la partita, perché secondo me tu puoi andare a vincere contro la prima e poi perdere contro la ultima, quindi è un campionato molto particolare, quindi
sappiamo che è una buona squadra, però dobbiamo sempre andare là con la nostra consapevolezza, la nostra umiltà di gioco, delle nostre cose prima di tutto, sapendo comunque che è una squadra che fa tanti gol, però è una squadra che anche assorbisce un po' tanto, quindi dobbiamo puntare su quello, nei errori loro, per portare a casa il massimo possibile. E sulla strada dell'Agragas, caro Nino, c'è un ex, Dendice. Sì, Dendice. Il ragazzino che qua ad Agrigento ha fatto bene, sì, e ha contribuito alla promozione in Lega Pro. Sì, ha lasciato tanti ricordi simpatici. Era un idolo dei tifosi, Era un idolo, sì. Tanti, sì. Vuol dire che metteremo da parte la simpatia, metteranno da parte la simpatia e cercheranno. Io dico che la nostra squadra di partita in partita cresce. Qua lo può confermare Bruno. Si vede che per l'impostazione che dà anche l'allenatore dal punto di vista della preparazione della partita, dell'approccio, è una squadra che deve per forza migliorare, domenica in domenica. Non so se ci avete fatto caso, sabato scorso a Lecce c'è stato un momento in cui il tecnico ha fatto uscire un centrocampista e ha messo un attaccante. Ora, al di là del fatto che magari il collega telecronista non conoscesse le caratteristiche di Ghiusi, sì, che è un attaccante, magari pensava che fosse un difensore e quindi ha detto di Napoli si copre, noi che conosciamo i nostri giocatori abbiamo capito che di Napoli non si stava per niente coprendo, ma anzi aveva capito che forse quella partita l'avrebbe potuta vincere. Poi magari non ci sono state le circostanze per vincerla, perché poi è cominciato il periodo del nervosismo, per cui si rischiava di far saltare un po' i nervi a tutti i giocatori. Devono cercare di non cadere nella trappola, perché spesso gli avversari, ovviamente è il gioco sporco che si fanno, e loro hanno cercato diverse volte quasi di cascare. Sì, pur essendo giovane hanno resistito. Bisogna resistere a questo tentativo di... Stavo dicendo, con quale personalità tutte le volte che entrano in campo degli esordienti entrano subito in partita. Non è la prima volta che andiamo a commentare la capacità di lettura del nostro tecnico, ma anche la naturalezza con cui manda in campo i giovanissimi. Allo stesso è successo a Lecce contro la capolista, è entrato questo ragazzo albanese Ador Ghiusi, vero, e viene dal Torino, però comunque esordiva in Serie C, e ha fatto bene, ha fatto pure bene anche lui. Sono usciti Salvemino, sono usciti Parigi, e poi messo in campo Moreo e Ghiusi, giovanissimi, che hanno fatto la loro figura. Beh, i meriti tutti a Di Napoli, caro Carmelo. Ti ricordi che io qui parlai male, tra virgolette, di Napoli, come se fossi stato solo io a esserci contro? Adesso i meriti, sorbire diciamo, le critiche, adesso è giusto che incassi i meriti, perché bravi. Veramente. A Lecce potevamo anche vincere, potevamo perdere, ma si poteva vincere senza rubare nulla. Comunque accontentiamoci di questo punto, perché è stato un punto importante. Che alla vigilia nessuno avrebbe firmato. Sì. E quello che ha detto Gerlando, quello che ha detto Gerlando è una cosa molto importante, perché io che ero dentro il campo ho sentito veramente una grande mano dei ragazzi che sono entrati. E se tu ti metti là, per esempio Rotolo, che è un ragazzo da 99 se non mi sbaglio, c'erano un po' di gente sulle Sparte, comunque una piazza importante, anche noi che siamo un pochino più grandi comunque la sente la partita come un po' diversa, quindi secondo me è una cosa molto buona e deve essere per forza sottolineata, che abbiamo veramente dei ragazzi di grande giovani, personalità. Di grande personalità. Poi è molto bravo il mister a passare questa fiducia magari a loro, e così tutti insieme secondo me facciamo delle belle cose. Bene, a questo punto io direi di dire stop a questa sesta puntata di A Tutto Campo. Ecco, abbiamo ripreso il discorso sull'Agragas, eppur si muove e ancora continua a muoversi, però diciamo che l'ultima parola potrebbe arrivare da un momento all'altro. Quando andrà in onda questa trasmissione probabilmente parleremo di cose concrete avvenute. Gerlando, tu hai detto poco fa una frase molto importante: io ci credo quando vedo. E chiaramente siamo un po' tutti così, ma un po' di speranza cerchiamo di conservarla, perché alla fine non è vero che chi campa di speranza disperato muore, altrimenti saremmo tutti là sotto. Bene, a questo punto io ringrazio Bruno Visente e mi auguro che la prossima volta tu possa continuare a giocare, perché non appena speriamo facciamo
i dovuti scongiuri, una nuova ammonizione ti potrebbe portare a una seconda giornata di squalifica. Sì, sì, quindi, purtroppo sì. Perché purtroppo il regolamento è così strano, cioè noi pensavamo che essendo stato espulso ed essendo in diffida avrebbe potuto avere 2 giornate, invece una giornata però gli rimane la diffida, quindi rimane sempre con la paura che possa succedere qualche cosa. Se dovesse servire a salvare il risultato, non tu? ti preoccupare. Ma poi entri tu? No, per la diffida dico. È il ruolo che lo espone a questi tipi di inconvenienti. Purtroppo. A volte ci vuole, purtroppo. Infatti. No, ma serve anche l'uomo di personalità in mezzo al campo che si becchi anche le ammonizioni, anche per dare un segnale agli avversari, all'arbitro, ma anche ai propri compagni di squadra. Esatto. Ma non era così, Bruno, bravo. Bruno i piedi sulla faccia non se li fa mettere, sulla testa non se li fa mettere. No, preferisco mettere. Allora ringraziamo pure il nostro Eugenio Cairone, grazie per la tua presenza, Nino Volpe per la sua costante presenza qua e noi la accogliamo sempre con volentieri. Grazie a voi, grazie. E Gerlando Lega come ha condotto questa trasmissione. Appuntamento alla prossima puntata, sperando sempre che possiamo raccontarvi sempre delle cose positive. Grazie e buonasera a tutti.